Sono 94 i casi che vengono diffusi dalla Protezione Civile che riguardano la nostra provincia rispetto agli 89 diffusi ieri. Purtroppo non possiamo darvi il dettaglio dei nuovi casi comune per comune, in quanto non ci vengono forniti dall'ASP di Agrigento. I dati riportati nelle altre province vengono così suddivisi: Caltanissetta 70, Catania 498, Enna 203. Anche in notevole incremento per via dei casi registrati nel comune di Traina presso la casa di riposo Oasi, un centro rinomato per le sue attività donate ai malati più sensibili con gravi patologie ed handicap, ed è stato anche posto in quarantena come zona rossa. Il dato più in aumento è anche quello di Messina con 311 casi, anche lì dovuto a una casa di riposo che ha colpito tante persone anziane, quindi Ragusa con 43, Siracusa 93 e Trapani 73. Tra notizie positive di oggi anche i risultati dei tamponi che riguardano il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmine e la sua famiglia, che è risultata negativa ai tamponi del Covid-19. Finalmente è arrivato anche il mio esito, ho avuto la conferma ufficiale ieri sera in via ufficiosa quando vi ho lasciato, era proprio il medico che mi dava questa anticipazione, che il test che mi è stato fatto sul coronavirus è risultato negativo. Ciò conferma che assolutamente tutto il mio comportamento è stato in una ragione di prudenza nei confronti della mia cittadinanza che ho voluto salvaguardare e anche dei miei concittadini. Dimostra altresì come assolutamente false sono state tutte le illazioni nei miei confronti, che io fossi andato a una festa con 60 persone di una certa impresa, eccetera, eccetera, cose assolutamente non vere. Dimostra la correttezza del mio comportamento e dimostra anche un'altra cosa che può essere di buon auspicio per tutti voi, che tenendo tutti i comportamenti prescritti e a norma, alla fine, pur avendo una persona positiva in casa, si può essere negativi, perché il distanziamento non è solo sociale ma anche familiare. Anche in famiglia si deve cercare di tenere delle regole di salvaguardia, cosa che noi abbiamo tenuto, tanto che sia io che mio figlio siamo negativi. Questo che erano naturalmente in apprensione, perché magari erano venuti a contatto con me anche poco, seppure a distanza, quindi tutta la macchina amministrativa era un po' in apprensione, può tranquillizzare i componenti della mia giunta e tutti coloro che sono venuti a contatto con me, fin tanto che io non mi sono messa in quarantena auto isolandomi. Il 23 rasserena molto e evidentemente ora comincerò a lavorare con un maggior piglio, perché evidentemente al peso di questa situazione gravosa per tutto il paese si aggiungeva la mia situazione personale che mi teneva in grande apprensione. E voglio ringraziare il Consiglio Comunale che ha dimostrato di saper superare le contrapposizioni politiche e di comprendere che in questo momento non si può fare la politica becera del hai fatto questo, hai detto quello. Per ora cerchiamo di collaborare tutti insieme per il bene del nostro paese e della collettività. Questa è la priorità assoluta e li ringrazio per questo. In ogni caso, molti mi chiedono per questi buoni alimentari. Ancora in realtà ci stiamo lavorando su queste cose, stiamo contattando i supermercati, stiamo contattando gli alimentari, ci stiamo organizzando sui parametri, perché ancora devono essere accreditate le somme, quindi è un po' presto. In questo periodo cerchiamo di essere solidali fra noi. Se c'è un vicino che ha bisogno di un pacco di pasta, di qualcosa, cerchiamo di aiutarci a vicenda. Man mano in questi giorni arriveranno le provvidenze statali, arriverà la concreta solidarietà che noi sindaci potremo dare alle persone che hanno più necessità e quindi la situazione migliorerà per tutti. Siamo fiduciosi, atteniamoci alle regole, usciamo il meno possibile. Mi dicono che ancora c'è tanta gente per la strada, fate la spesa una volta alla settimana, non c'è bisogno di andare ogni giorno a comprare la verdurina fresca e fare le file, perché evidentemente se no poi dovremmo prendere provvedimenti più gravi. Mi raccomando, dimostrate senso di responsabilità e state a casa. Io resto a casa, voi rimanete a casa pure.